È in carcere con l'accusa di tentato omicidio il 24enne indagato per l'accoltellamento di una turista tedesca in via Vittor Pisani a Sottomarina. I carabinieri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Venezia nei confronti del giovane che 24 ore dopo il fatto era stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Chioggia a seguito di un accertamento sanitario obbligatorio disposto dal sindaco Mauro Armelao. Ora il passaggio in carcere. Non è una cosa così semplice da ottenere, un'ordinanza di custodia cautelare vuol dire che delle prove a carico di questo sospettato ci sono fondate, il GIP non firma sicuramente un'ordinanza su ipotesi che potevano fare comunque i militari o comunque le forze di polizia. L'aggressione ha scosso profondamente Chioggia e non solo. La giovane turista era stata raggiunta da 16 coltellate mentre portava a passeggio il cane. Solo il provvidenziale intervento di alcuni passanti aveva, secondo gli inquirenti, scongiurato il peggio, facendo fuggire a piedi l'aggressore. Lei scappa via verso questa via Spucci, non so come si chiama questa via. È detto l'uomo col casco è magro, ma per il viso non hai visto niente. Le ricerche degli inquirenti di un uomo col casco avevano portato alla casa dell'indagato. Ecco il fratello e la zia il 3 settembre, 2 giorni dopo l'aggressione e poco dopo l'arrivo dei carabinieri. Ho fatto un po' di domande a mia mamma, un po' a mio fratello e hanno perquisito la camera, dopo si sono scusati e sono andati via. Lui non ha un casco integrale, non l'ha mai avuto il casco integrale. Nel comunicato col quale i carabinieri di Chioggia annunciano l'arresto del 24enne, avvenuto il 12 settembre, si parla anche del ritrovamento nell'abitazione del casco indossato al momento dell'aggressione, che, si legge, assieme a dichiarazioni di testimoni e filmati di videosorveglianza, avrebbero consentito di raccogliere in tempi brevi gravi indizi di colpevolezza. Finché non ci sarà una sentenza di condanna, si deve parlare di presunto colpevole. Ecco, io ci tengo a ribadire questo, comunque massima fiducia nelle forze di polizia, nell'Arma dei Carabinieri in questo caso, e massima fiducia senza ombre del dubbio anche nei confronti della magistratura.